Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci, quindi torniamo e questa volta il check-in è fatto, abbiamo staccato, abbiamo una carta d'imbarco in mano ed è un viaggio lungo, un viaggio strano, un viaggio che è un viaggio d'andata ma anche di ritorno, un viaggio esplorativo. Siamo in una comfort zone perché trattando spesso e volentieri per quello che mi riguarda un po' più da vicino il tema del teatro, è una trasmissione che è dedicata ad un'arte straordinariamente in equilibrio con il teatro, in generale un po' con tutto, perché quando si parla di musica che mondo sarebbe senza la musica? In realtà poi quando entriamo nello specifico e parliamo di un'arte in particolare che ha diversi colori, perché all'inizio ha tinte fosche, nere, un po' noir, come fosse quasi un giallo, ma poi prende tutti i colori del mondo perché le dinamiche musicali è questo che arrivano a far raggiungere. Parliamo del jazz e per parlare di jazz e per parlare di questo lungo viaggio parliamo di un viaggio che comincia 17 anni fa in Calabria e mi ricordo che era un'estate, io ero stranamente in un luogo che adoro da un punto di vista della mia residenza estiva, cioè un posto di condivisione con tanti amici, e tra questi amici c'è una persona che oggi vi presento in studio, in realtà sono due, però il secondo ce lo teniamo come chicca, perché oggi parliamo del peperoncino che picca, unito a una musica molto sensuale e salvente che è il jazz, quindi Peperoncino Jazz Festival. Sergio Gimigliano è con noi, grazie Sergio. Salve a tutti. Allora partiamo da lì, perché proviamo ad entrare nelle case con equilibrio, con garbo, in punta di piedi, a spiegare come nasce l'idea 17 anni fa, questo adolescente che sta crescendo e che diventa maturo in maniera abbastanza veloce, perché tanto sono le idee che svilupperemo. 17 anni fa però come ti sconquiffa l'idea rispetto ai lavori che dovevi fare, a cui eri destinato, a ragionare su questa iniziativa coraggiosa in Calabria? Beh, la passione senza dubbio. Io all'epoca lavoravo nell'azienda di famiglia, l'albergo dei miei genitori, però insomma, ancora oggi mi reputo un musicista. E quindi c'è stata sempre nel mio immaginario, nelle mie visioni notturne, insomma, l'idea di poter organizzare anche qualcosa di particolare. Essendo appassionato di jazz, ma anche di rock, di hard rock, di heavy metal, di musica brasiliana, pensai, ecco, proprio a una 3 giorni di jazz nella mia Diamante, perché si
si presta ancora naturalmente, grazie alla sua bellezza, insomma, ai suoi Ma anche alle scorci. sue contraddizioni, volendo, Allora, tantissime jazz... contraddizioni naturalmente. E provai a immaginare questi 3 giorni, naturalmente. Ricordiamoci le date, perché io sono un po' romantico da questo punto di vista. 24, 25 e 27 luglio ci fu un salto. Perché non ero riuscito a incastrare, naturalmente da profano, senza esperienza organizzativa, senza le conoscenze, i contatti che naturalmente abbiamo oggi, mi era insomma, stato impossibile, ecco, costruire una 3 giorni consecutiva. Con 3 artisti che adoravo e adoro ancora oggi, ed era i Dr. Dre di Danilo Rea, che oggi insomma è uno dei miei migliori amici, Rosa Martirano, che insomma... io li ricordo tutte, perché ti sto sfidando. Rosa Martirano Quartet, con un altro mio grande amico che è Roberto Musolino, e poi l'artista internazionale che era Hiram Bullock, che purtroppo ora non è più chitarrista di Sting, di James Brown. Era un po' un concerto soul, funk. C'era un piccolo punto di ritrovo che era una sorta di gelateria, piccolo bar, dove c'era questo ritrovo, insomma, no? di contaminazione, perché bisognava far nascere l'idea. Assolutamente, assolutamente. E qui entra in gioco anche Francesco Pressa. Esatto, no? sto citando lui. Come vedi ti sto no, mi stai riportando indietro, insomma, a 17 anni fa. Naturalmente quest'idea è stata, diciamo, come dire, partorita, ecco, insieme alla mia compagna, che ci tengo insomma a ricordare e a salutare. Anche perché è un pezzo importante diciamo, di questo progetto. È il 50%, 50-50, assolutamente, che è Francesca Panebianco. Tenacia, protervia, comunicazione, puntuale, quasi ossessiva e maniacale nel fatto di far crescere questa creatura con assolutamente. grande forza. Tra l'altro mamma, Sì. noi siamo genitori di 3 bellissimi bambini, ma il peperoncino è il nostro primo bambino, noi lo consideriamo veramente parte della famiglia, perché veramente è cresciuto con noi e anche per i nostri bambini è un fratello maggiore quasi, perché insomma lo vivono veramente come qualcosa di familiare. E quindi questa 3 giorni a Diamante. E la prima idea era quella di chiamarlo Diamante Jazz Festival, no? Come succede nella maggior parte dei festival, si legano alla città, poi Diamante è di per sé un bel nome, insomma, proprio oggettivamente. Però papà, che è una persona molto più intelligente di me, molto più furba di me, mi disse: sbagli, perché poi ti leghi a questa comunità e non sempre è un bene. E infatti Sono perfettamente d'accordo. Col senno di lo hai detto prima tu, insomma, no? E cerca di trovare un nome che sia trasversale, che sia, voglio dire, che questo festival tu lo puoi esportare ovunque, per esempio anche in America, a New York, e poi magari ci torneremo. E infatti così fu. Pensammo, mi ricordo, con Francesca a varie idee, ma siccome Diamante è la città dei murales naturalmente, ma del peperoncino, perché no? C'è anche grandi altre intuizioni di Enzo certo, naturalmente. Che si è inventato insomma, questa cosa. A volte succede che d'inverno tu chiedi un peperoncino in un ristorante Diamante e non ce l'hanno, ma in realtà poi però è configurata come la città del peperoncino. Diciamo che il peperoncino di per sé non ha nulla a che fare con Diamante. Però è un'idea. È un'idea meravigliosa di Enzo Moni. Sì. E di questo naturalmente lo ringraziamo. Allora, siccome c'era già questo binomio forte di comunicazione e l'idea originaria era quella di farlo a Diamante, quindi uscì fuori questo peperoncino Jazz Festival. E anche lì partì il discorso del logo, quindi il riferimento, no? La J di jazz, che è un peperoncino insomma stilizzato, che è ancora oggi il nostro logo. Per fortuna, perché poi insomma i brand è così che funzionano. Per fortuna, diciamo, è anche simpatico, come no, perché per esempio diciamo, il pubblico che viene da fuori, insomma, o i miei colleghi direttori artistici del
del nord, insomma, questo nome, questo brand, insomma, risulta anche, incuriosisce. Però al netto del fatto che l'intuizione è stata di tuo padre, quindi diamo a tuo padre quel che è di tuo padre, senza citare e scomodare i personaggi della storia. Ma se tu ci pensi poi, c'è un grande connubio, perché comunque trattandosi nella maggior parte dei casi, ora c'è Sasà Calabrese, quindi bisogna svelarlo, che Luca lo inquadri perché è importante. Adesso ci accompagna, comunque quando vuoi tu sei io posso, sono libero, ok, free zone per me. E la cosa importante, penso che anche l'idea che vince rispetto al peperoncino è che il jazz parte da degli standard, parte sicuramente dalla musica scritta, ma si muove sicuramente in un'area e in un agio che diventa piccante, perché tu metti a rischio quasi tutte le sere, Sasà, o no? Come no, certo. Assolutamente. Come dire, è l'imprevisto, no? Che fa jazz. Che fa jazz, e questo imprevisto è piccante di per sé, quindi c'è un senso poi alla fine, che non è solo quello territoriale, ecco, delle produzioni tipiche, ma anche proprio come senso artistico, c'è un qualcosa che, insomma, mette radici. Papà ebbe ragione. E infatti, no, è una scienza esatta l'essere nemo profeta in patria, non è una probabilità, è una scienza esatta. E infatti con Francesca, insomma, fummo costretti a cercare, come dire, di espandere il territorio di azione del festival. Quello quando accade, Sergio, perché questo poi... intanto io mi ricordo le fibrillazioni del primo anno, i numeri, perché è chiaro che quando uno comincia, parte e ha anche l'ansia da prestazione, perché dici vabbè, arriviamo con il jazz nell'Alto Tirreno Cosentino, probabilmente poco praticato, anche se poi c'è una qualità di artisti, devo dire, nella tua zona, che è una qualità di artistica molto molto elevata, come in generale io dico sempre della Calabria. La Calabria esprime molto un grande talento musicale, più che in altre arti. Però insomma, voglio dire, Rendezvous, fine della prima edizione. Fine della prima edizione è quasi tragica, direi, dal punto di vista economico, perché piovve quasi tutte e tre le sere e fu un'estate terribile, mi ricordo, insomma, anche a livello proprio turistico, no? Parlo anche della mia famiglia, come albergo, insomma, fu un'estate molto piovosa e quindi questi concerti, insomma, non decollarono mai al 100%, quindi fu un'estate un po' particolare, tant'è vero che Hiram Bullock la sera del concerto, insomma, tornò in albergo e si mise a suonare al pianoforte, anche se il suo strumento è la chitarra, e mio fratello Mauro, che è il direttore dell'albergo oggi, disse: il piano bar più caro del mondo, perché era stato naturalmente pagato il suo onorario, il concerto non era andato, insomma, non si era esaurito lì al Teatro dei Rudi di Cirelli, quindi però pensa che gran piano bar, meraviglioso, tra l'altro lui canta pure, quindi fu una serata particolare, insomma, però a livello, ecco, magari economico, i primi anni tu non hai contributi pubblici, non hai sponsor, cioè non esisti nell'immaginario, quindi non puoi immaginare di avere degli incassi, furono soldi miei personali investiti in quello, quindi insomma fu un totale costo per me. Sai che il pubblico, secondo me, poi in questa storia, io sono convinto che riconoscete la traccia che stiamo segnando, no? Perché in realtà stiamo provando a parlare di quelle che sono delle azioni coraggiose fatte in Calabria, perché poi sì, uniamo dei dati che sono importanti numericamente, ora poi arriviamo al 17° anno, ma all'inizio, come un po' ha detto Giulio Vita della Guarimba, come un po' hanno detto quelli di Open Fields, ma come un po' tutti quanti i nostri ospiti, ci raccontano che è quello il rapporto strano, cioè in una terra che dovrebbe in realtà vivere di cultura come acceleratore anche di quella che è la primaria attività del turismo e dell'agroalimentare, quasi sempre bisogna fare i conti per un paio d'anni con la propria tasca, e non è sempre facile. Andiamo avanti in questo racconto. Io direi che è anche giusto, secondo me. Sì, no, quello è sicuro che è giusto. Perché, insomma... un'impresa si costruisce bisogna, perché io ancora oggi la considero comunque, la nostra, come quella di tanti nostri colleghi, un'impresa culturale. Certo. Cioè, la cultura è un'industria oggi, anche, non solo, ma anche un'industria. Quindi, insomma, è giusto, come dire, partire con i propri mezzi. Bisogna crederci veramente, altrimenti è facile. No, soprattutto è facile, è scontato e probabilmente non avrà poi una
una forza. Non ha né la forza né la qualità, probabilmente. È così. Infatti molto spesso ci sono dei festival che nascono dal volere politico, magari, insomma così, e muoiono il giorno dopo, perché non c'è veramente un attaccamento, una vera passione, una vera voglia di Sai cos'è? Che forse mi viene da pensare che i festival che non nascono da idee e quindi dal sacrificio di una o due o più persone, insomma, che si mettono assieme e che hanno voglia di farlo, possono avere il vizio. Io dico sempre che bisognerebbe avere meno direttori un po' più responsabili, perché in realtà poi i festival o comunque la musica suonata, il teatro fatto, nasce dalla volontà dell'applicazione pratica delle persone. Assolutamente, assolutamente, sì, mi trovi d'accordo. Tra l'altro è stato anche organizzatore di eventi culturali, quindi lui, oltre che musicista come me, insomma, sa benissimo di cosa parliamo. Però questo fattore di rischio all'inizio, no? Delle volte induce anche a lavorare in un certo modo, no? Sicuramente, quindi... E soprattutto con la maniacalità che è dovuta al pubblico, perché quando si parte con un'operazione di questo tipo bisogna... Sergio prima faceva l'esempio del figlio, questo primo figlio che in realtà tu e Francesca avete avuto, e quindi poi i figli vanno allevati, non è che un figlio lo fai nascere... A me piace molto come dire, il senso di responsabilità, lo avvertiamo molto io e Francesca, verso il nostro evento, ma soprattutto verso il pubblico, verso i nostri partner, verso i musicisti ospiti. Spesso abbiamo rifiutato anche dei contributi pubblici perché non proteggevano appieno l'evento e tutti i suoi, diciamo, interlocutori o protagonisti. Quindi, diciamo, non siamo mai scesi a compromessi. Se è capitato veramente per inesperienza all'inizio, e non abbiamo più fatto sbagli del genere, tipo la scelta delle location. Per noi fa parte della direzione artistica. Cioè, spesso, tu insomma mi insegni, scegliamo gli artisti in base alla location o viceversa, devono incontrarsi. Si devono somigliare, tanto per cominciare. Sì, diciamo, la bellezza e il bene devono incontrarsi. Sì, sì. Si assomiglia si piglia, no? Anche in questo caso. Nel vero senso della parola. E quindi questo è quello che ci ha fatto crescere. Questo nostro senso di responsabilità, secondo me, è avvertito dal pubblico sicuramente, perché assiste ai nostri concerti e ha veramente un nostro evento tocca oggi forse tutti e cinque i sensi umani, nel vero senso della parola. In realtà forse anche dal primo, perché secondo me il jazz è poi una di quelle forme d'arte espressive che riesce un po' ogni tanto a farti sentire, no? Sia le puzze che gli odori, perché è molto figurativa, insomma. Stavamo parlando prima a microfoni spenti, quindi irripetibile, ma stavamo dicendo alcune cose che sa che omettiamo dal far entrare nelle vostre case. Ma si parte da Diamante, 17 anni fa. Sergio dice con Francesca che questo non può essere un festival che deve diventare solo di un posto, ma che da un posto parte per espandersi. A quante piazze siamo arrivati oggi che siamo al 17° anno di Peperoncino? Oggi siamo a 34 comunità, località, tra borghi e città. E sono tutte e 5 le province? In Tocca tutte e 5 le province, 3 parchi nazionali. Diciamo, citiamone qualcuna, va, dai, perché cioè noi entriamo nelle case di tutti quanti i calabresi a volte. Sì, allora, io adoro i borghi, proprio, è veramente questo il nostro vero intento, di far scoprire diciamo, la vera Calabria, che insomma è quella dei borghi. Sia che non è quella delle coste, perché poi l'involuzione è stata lì. È vero, è partito dal mare, ma poi è entrato, insomma, nell'entroterra. Però siamo particolarmente soddisfatti quando riusciamo a portare il nostro pubblico in posti che magari non avrebbero mai visitato, e sono posti meravigliosi. Citamene qualcuno, facciamo un viaggio immaginario in televisione. Okay, il nostro in effetti è un tour, è un vero e proprio tour per la Calabria, cost to cost, per i parchi interni. Oggi, dopo 17 anni, diciamo, abbiamo anche un potere
tra virgolette, contrattuale verso i nostri, diciamo, sponsor, che sono i comuni, insomma, e quindi riusciamo a dettare anche una questione di date e di zone. Cioè, noi ci muoviamo come una carovana, siamo zonali temporalmente, quindi partiamo da... C'è un nomadismo jazz. C'è un nomadismo jazz, assolutamente. È una carovana di professionisti, di amici, che si muove per la Calabria, con al seguito un pubblico, c'è proprio uno zoccolo duro che ci segue ovunque, tra l'altro anche stranieri che diciamo, organizzano le loro vacanze in base al nostro itinerario e li portiamo in posti meravigliosi, che sono meravigliosi per noi. Che, insomma, prima essere convinto di essere assolutamente, io ho la fortuna, attraverso il mio lavoro, di conoscere persone e luoghi meravigliosi che non avrei mai conosciuto. Se incontriamoci in uno di questi borghi, dai, raccontami una serata jazz in provincia di Reggio Calabria, una per provincia. Dai. Allora, per esempio, Reggio Calabria, Bova, c'ero io. C'è stato, abbiamo fatto un po' di serate lì. Bova Superiore, Bova Superiore, assolutamente. Uno dei borghi più belli d'Italia e insomma non è facile arrivarci, una strada anche un po' sconnessa. E nella piazza di questo borgo c'è una locomotiva vera, gigantesca, con i binari. E quindi sta un po' di New Orleans alla Cala. Voglio dire una cosa, una cosa particolare, perché lì non passa il treno, passa sulla costa. E c'è questa cosa qui meravigliosa, dove noi facciamo i concerti con lo scenario di questa... Ma il borgo è bellissimo, c'è la parte alta, c'è una visuale sull'Etna, insomma, sullo stretto, meravigliosa. Ma io impazzisco per la Sila, i concerti che facciamo in Sila, nel Parco Nazionale della Sila, con il patrocinio dell'ente Parco Nazionale della Sila, perché facciamo questi concerti con artisti norvegesi, perché abbiamo il patrocinio della Reale Ambasciata in Norvegia, viene ogni anno l'ambasciatore. Sono già acclimatati. Sono già acclimatati. E loro stessi, gli stessi artisti dicono: sembra di suonare in Norvegia, perché questo altopiano nostro silano è molto molto simile, proprio anche la vegetazione al loro territorio. E quindi questa voglio dire, è stata un'intuizione forse istintiva, però mi piace rivendicarla, perché ecco, la scelta dei luoghi in base agli artisti e la scelta degli artisti in base ai luoghi. Perché i norvegesi in Sila? Perché c'è qualcosa che lega queste due cose qui. Un norvegese sul mare lo vedrei un po' così, al caldo, un po' così. Invece lì funziona bene. Facciamo questi concerti alle 5 il pomeriggio, nei boschi, quindi alla riserva biogenetica dei giganti del Fallistro. Un posto meraviglioso. Sono questi abeti alti più di 40 metri, con tronchi oltre 2 metri di diametro, che io non conoscevo. E l'ho conosciuti grazie al mio lavoro. Sai cos'è che bisogna vergognarsi in maniera sana, perché i calabresi tendono a fare i viaggiatori denovanti, ma in realtà non conoscono la Calabria. Mi vergogno assolutamente, perché ci sono posti meravigliosi. Time out, sembra paradossale, ma abbiamo finito la prima mezz'ora di trasmissione. Intanto abbiamo mandato il contributo, il video all'inizio e tante altre immagini legate a questa grande manifestazione. Si chiama Peperoncino Jazz Festival, 17 anni e non sentirli, altro contributo video. Ripartiamo con Sasà Calabrese e continuiamo il nostro viaggio in quello che poi sarà il programma di quest'anno e tante altre novità, per cui non cambiate, ci rivediamo tra pochissimo.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Benvenuti e bentrovati, seconda parte, facciamo questo viaggio in proscenio, sospesi in quella zona che collega direttamente, che vuole collegare, vuole essere occupata per essere l'anello di congiunzione tra chi lo fa lo spettacolo e chi ovviamente ne fruisce, perché ricordatevi che la condizione è sempre la stessa, c'è bisogno di qualcuno che la racconta o in musica o a parole e qualcuno disposto ad ascoltarla. Noi stiamo qui a fare un viaggio in quelli che poi sono, come direbbero gli europei, perché noi un po' siamo lontani da Roma, quindi proviamo ancora ad avvicinarci a quella che è l'Europa, immaginando questo grande paese. Best practice. Per parlare di best practice o buone pratiche, perché la sassonizzazione non sempre funziona, ma soprattutto non è che ci serve granché, stiamo parlando di Peperoncino Jazz Festival, ben ritrovato a Sergio Gimigliano e Cesar Calabrese. Grazie. Seconda parte, eravamo fermi ai borghi, ma c'è un'altra cosa che diventa fondamentale e qui allarghiamo il discorso, perché la malattia quando ti prende come si deve oppure non ti prende per niente. Dice sì, cominciamo a fare questo festival, cominciamo a ospitare i grandi artisti internazionali, cominciamo a fare un ragionamento sulla valorizzazione dei luoghi e quindi leghiamo una manifestazione culturale anche alla valorizzazione turistica e quindi creiamo questo connubio importante, ma ti viene pure lo sconquiffero di cominciare a pensare alla produzione. Sì, diciamo che nel 2005 diciamo, dall'idea Peperoncino Jazz Festival nasce un'etichetta discografica che si chiama Picanto Records, quindi sempre legata a doppio filo con il peperoncino, che ha come diciamo, intento primario quello di promuovere, come dicevi tu prima, gli artisti calabresi, che sono tanti e di altissimo livello, e qui insomma ne abbiamo uno, poi racconteremo se è possibile insomma, quello che andremo a fare fra poco. Quindi nasce come etichetta che produce jazz in parallelo al festival, ma
anche in questo caso la passione è tanta, insomma, voglio dire, il crederci è tanto, e questa etichetta incomincia a crescere sempre di più, fino a coinvolgere artisti nazionali e internazionali. Ora abbiamo circa 41 titoli in catalogo, con all'interno Sasà Calabrese, Francesco Scaramuzzino, Roy Panebianco, i nostri calabresi, ne cito qualcuno, ma anche artisti nazionali come Roberto Gatto, Stefano Di Battista, Daniele Scannapieco, Paolo Fresu, Flavio Boltro, e artisti internazionali, Dominic Di Piazza, Ruben Rogers, Clarence Penn e tanti altri. Sei il jukebox preferito di chi fa training teatrale, cioè di cui utilizzi? Sì. Capita. Hai dato un grande contributo, non te lo dico, hai dato un grande contributo. Capita, e ne siamo contenti naturalmente. E quindi, insomma, è un anello, fa parte di un sistema ormai di questa impresa culturale. No, diciamoci la verità, è un po'... Intanto parliamo di quella che è il distinguo tra una rassegna e un festival. In un festival succede che ci siano delle primogeniture, perché quando si parla di festival è qualcosa che deve necessariamente interessare alla stampa di settore, i critici, perché devono accadere delle cose in un festival che normalmente in un'altra rassegna jazz non accadono, quindi bisogna che ci siano degli artisti che escono con dei pezzi, con delle formazioni che normalmente non si sono stati visti, non sono stati visti in altri posti. A questo ovviamente poi va legata quella che è la fase produttiva. Allora, un festival intelligente non fa cassa soltanto coinvolgendo gli artisti, avendo questo spirito di esterofilia, ma devi mettere radici forti nei territori, quindi cercare di conurbare i tuoi artisti con gli artisti, o no? È così un po' che succede. Mi sembra giusto, voglio dire, No. mi sembra giusto perché, ripeto, ritorno sul discorso della responsabilità. Noi, insomma, siamo fruitori di contributi pubblici, anche, ed è giusto ribaltare il contributo pubblico al pubblico. Il pubblico è la nostra audience, ma è anche il nostro territorio, quindi è giusto condividere una positività con il tuo territorio di riferimento, con le tue comunità, e quindi per esempio il discorso dell'etichetta o del coinvolgimento dei musicisti locali. Ogni anno all'interno del festival una buona parte di concerti sono dedicati a loro, spesso li facciamo incontrare con grandi artisti nazionali e internazionali, quindi c'è anche come dire, una forma di crescita, certo, per loro, quindi una maggiore visibilità, sempre pagati, perché questa è una parola d'ordine fondamentale. C'è da dire, perché c'è volte dice no, coinvolgiamo i musicisti locali, ti faccio suonare, e invece no. Per tornare alle buone pratiche, diciamo, la dignità professionale deve essere, almeno per noi, sempre garantita. Certo, non posso fare salti mortali, ma la dignità professionale è sempre garantita. E quindi mi sembra proprio giusto, e lo dico da ex musicista. Io dico ex perché non sono più da tanti anni e non ho mai suonato nel mio festival, quindi anche questo è il discorso etico, oltre che estetico. Non credo giusto che un direttore artistico poi suoni magari più volte all'interno. È una mia, Senti, è una mia scelta, però mi stai facendo... te la canti e te la suoni. Non mi piace. Tu hai ragione, questo è aprire delle polemiche incredibili, perché io sono feroce da questo punto di vista. Ma detto ciò, sembra che però in Calabria c'è una strana malattia. E Sasà ha smesso di suonare. La strana malattia è che ad una buona... partiamo dal fatto che comunque fine anni 80, primi anni 90, nasce a Roccella anche un altro grande festival, certo, che è Rumori Mediterranei, che è il Roccella Jazz Festival, che è completamente diverso. Quindi quando tu, intanto per intuizione e per suggerimento di tuo padre, abbiamo spiegato il perché peperoncino, no? Per il fatto di non dare un luogo fisso e quindi fare vivere questa sorta di festival itinerante che possa scoprire o ridare una dignità culturale a questa regione. Ma quanti festival poi di jazz sono nati durante gli anni? Perché io poi non capisco quale può essere l'esigenza. Quindi intanto quali sono i tuoi rapporti con le altre manifestazioni che sono in Calabria? Due, poi hai detto una cosa importante, quindi vai tu di una tirata, che cominci ad avere dei contributi pubblici, insomma, dopo un po'
anche la regione se ne è accorta, insomma, no? Sì, e questo tengo a dirlo, e parlo anche a nome di Francesca, noi abbiamo avuto la fortuna, e l'abbiamo ancora oggi, di non avere padrini politici, proprio per il fatto che non siamo legati a una comunità che per forza di cose, no? Poi diventano padroni dell'evento, cioè noi non facciamo parte di una città e quindi sei legato al sindaco attuale o all'assessorato che può determinare attuale. La tua fortuna. Noi abbiamo questa fortuna di essere, come dire, di lavorare con tante amministrazioni di colore politico diverso assolutamente, con grande libertà. Oggi raccontavo un po' di tempo fa, proprio a John Patitucci a New York, dicevo, oggi dopo 17 anni possiamo dire anche no, possiamo anche rifiutare delle cose se non corrispondono ai nostri intenti. I primi anni devi accettare perché hai bisogno di crescere, di cosa. Ora non è più così e da un certo punto di vista mi dispiace, ma da un certo punto di vista sono contento perché vuol dire che c'è stata una crescita professionale e, ci sentiamo veramente parte di una grande comunità, non di una piccola comunità, parte di una grande comunità. Evidentemente, poi voglio dire, la nostra è una formula quasi originale, non c'è nessun altro festival jazz in Italia, ma forse, non vorrei esagerare, forse al mondo che fa tanti concerti in così tanti posti. Poi ricordiamo che la Calabria è vero, una terra che ha meno di 2 milioni di abitanti, ma che è un territorio vastissimo e soprattutto mal collegato, perché le 5 province non è facilissimo da raggiungere e quindi diventa ancora più impegnativo ipotizzare una carovana itinerante in territori sconnessi o poco collegati tra di loro, perché veramente deve essere importante il festival per cercare di convincere le persone a spostarsi. Stavamo pensando prima, no? Immaginate questo viaggio veramente da Grand Tour, spostarsi da Diamante a Bova Superiore, avete idea che strada bisogna fare? Sono 3 ore e mezza di viaggio. Ah, ecco, no, semplicemente. È più facile andare a Napoli da Diamante che andare a Bova. Hai cambiato provincia, quella volta con Umberto Napolitano, che è un altro musicista calabrese. Sì. Da Praia a Mare a Cariati, 3 ore e passa di viaggio e sei nella stessa provincia. Non ti sei quasi mosso. Cioè, diciamo. Sei quasi mosso. Assolutamente. È evidente che poi oggi è la nostra forza il fatto di essere itineranti, però lavorativamente è veramente difficile. Noi ogni giorno ripartiamo da zero, perché cambia il palco, cambia l'ufficio SIAE, cambia l'albergo, cambiano i viaggi, cambiano gli artisti, cambia la parte tecnica, cambia la promozione, cambia tutto ogni giorno. Tant'è vero, noi come festival facciamo parte dell'associazione I-Jazz, che è l'associazione dei festival, diciamo, più importanti italiani, tra cui c'è anche Umbria Jazz o Roma Jazz Festival e quant'altro. E i miei colleghi ogni volta mi dicono: ma tu come fai? Cioè noi impazziamo a fare 3 giorni a Roma o 5 giorni, 8 giorni a Perugia o quant'altro. Tu fai 60, 70 concerti in 35 paesi, cioè impazziscono a questa... Quanto serve lavorare con lentezza quando si fa... Nel senso, intendo a chiarire un attimo la domanda, che potrebbe anche essere formulata, è stata formulata male. Considerato quelli che sono i tempi calabri, no? Il fatto che in molti posti dall'1, nonostante il Ferragosto, dall'1 alle 5 ci sono le serrate, cioè, certo, quanto la calma aiuta a far sì che il festival abbia successo ancora? Voglio dire... Anche lì è un percorso di esperienza, di crescita. I primi anni mi arrabbiavo molto di più. E anche qui mi ricordo sempre papà, lo voglio ricordare perché per me è stato veramente un riferimento importante. Uno dei primi anni a Diamante, siccome il comune non mi dava i contributi, cioè ero proprio che t'ho lasciato da solo, mi ricordo che un giorno al Teatro dei Ruderi, nel presentare un artista, se non ricordo quale, insomma esternai questo mio dispiacere al pubblico. Forse c'ero, mi sa. Probabilmente, adesso non ricordo se era Billy Cobham o qualcosa così. Allora mio padre mi disse: non devi raccontare al pubblico un fatto, diciamo, negativo, perché loro sono venuti qua per divertirsi, non per sentire problemi, no? E da quel giorno non dissi mai più, cioè non esternai mai più i problemi, no, organizzativi.
Quindi viversi in maniera diversa dalla lamentela cala. Assolutamente, e da quel momento in poi sono riuscito veramente a costruirmi una specie di corazza e a farmi scivolare spesso alcuni problemi e ho imparato a superarli, quindi insomma ora se c'è un problema 5 minuti dentro di me bestemmio, lo dico veramente proprio, ma poi l'altra mezz'ora passo a risolvere il problema. Alla soluzione del problema. E questo sempre, papà. Senti, siccome poi il tempo corre, noi abbiamo 3 cose importanti da fare. Sì. La prima, nell'ordine. Secondo me poi possiamo anche invertirli. Decidi tu. Direttore sei tu. Quindi. Ma mi sembra importante, visto che c'è Sasà qui e abbiamo parlato, sì, del festival, e arriveremo al festival, ci sono 2 cose importanti. Intanto parlare del programma, ma anche poi capire questa grande appendice, perché avremo un appendice internazionale, mica roba da poco. Ma, tornando alla produzione, Sasà Calabrese, qual è il progetto nuovo di Picanto con Sasà? Allora, voglio scindere il mio dire dal discorso che Sasà per me è un fratello, ok? Parlo professionalmente, artisticamente. Questo ti tocca. Quindi voglio scindere il fatto di essere amico, perché sarebbe riduttivo veramente. Sasà negli ultimi anni ha fatto un percorso incredibile di crescita artistica, professionale e umana. Lui ha collaborazioni, poi ne parlerà lui dopo. Collaborazioni importantissime a livello nazionale. È uno dei pochi artisti calabresi che viaggia quotidianamente al di fuori dei confini regionali con artisti importanti, Mariella Nava, Anna Mazzamauro e tanti altri anche nel jazz. Però da un paio di anni a questa parte sta lavorando a un suo progetto, proprio personale, artistico, che va nella direzione, a me piace definirlo, del cantautorato di classe. Quindi un cantautorato ricamato su una tela, insomma, come dire, prestigiosa, che sono gli arrangiamenti, i suoni e quant'altro. E quindi insieme produrremo questo disco, tra l'altro avrà ospiti importanti, ma ne parlerà lui, con la Picanto Records, che presenteremo nel festival, sarà una delle ultime date a settembre a Rende. Entriamo dentro il vivo. Entriamo dentro il vivo. Questo progetto si chiama Conserve ed è... Chi di noi non ha fatto mai le conserve? Io me le ricordo da piccolo. Tutti ce le ricordiamo. Quando mi lasciavano la guardia andavano a mare. Anche a me. E quindi mi è venuta l'idea di raccogliere queste sensazioni, se vogliamo anche un po' nostalgiche, antiche, dei sapori di una volta, e tramutarli invece in ricordi, in musica. E quindi questa condensazione di sentimenti che avevo da ragazzo sono tramutati in canzoni, sono finite in canzoni, e tramite gli amici di sempre ho cercato di capire se era la mia strada, perché io vengo da un altro, appunto dal jazz, ma ho deciso di percorrere questa strada perché, come tutti gli artisti fanno, se sentono delle cose, se si accendono delle luci su un viale piuttosto che un altro, io credo che uno debba seguire. Dei segnali soprattutto. Sono dei segnali, esatto, e quindi adesso voglio seguire questo segnale. E questo disco, come diceva Sergio, è un disco d'autore, quindi sono musiche, sono canzoni mie, proprio la forma canzone classica, però sono vestite di arrangiamenti importanti con persone con cui ho lavorato e che divido tuttora palco, alcuni anche calabresi come Tarcisio Molinaro, Fabio Guagliardi, tutti amici miei, però con un arrangiatore particolare che è Roberto Guarino, che sta curando questo primo disco, ma ne ho avuto altri a seguito che tuttora seguono con me la parte live e dei progetti importanti, che sono Alfredo Biondo, credo che conoscerai benissimo. Il quale tutti mi parlano un gran bene, al di là del fatto che io l'ho visto, ma tutti quanti mi parlano un gran bene. Chiunque lavora con Alfredo mi dice che Alfredo è stato per me, ed è per me importante. Perché però ragazzi, non voglio rubarvi, ma tocca a me fare tipo il... Certo. Intanto la data dell'appuntamento ce la dice il direttore, perché dobbiamo entrare nel vivo. Quest'anno parliamo di Patitucci, insomma, perché è legata a lui questa chiusura di trasmissione. Tieni conto che abbiamo 2 minuti, ci hanno già fatto 2 volte i 6. Allora, quindi. Perfetto. John Patitucci è diventato un po' il padrino del nostro festival.
perché quest'anno sarà dal al, diciamo. Sarà nostro ospite l'8 agosto al Teatro Vedrudi di Diamante, quindi nella nostra Diamante. Ma il festival parte col fine giugno, da luglio, voglio dire. 15 luglio a Reggio Calabria. 8 agosto con una produzione originale, il suo John Patitucci Italian Trio, con Roberto Gatto alla batteria e Danilo Rea al pianoforte, dove suoneranno brani suoi, tra l'altro 2 brani originali, si chiamano uno Calabria, perché lui ha origini calabresi, e qui ricordo la nascita della nostra amicizia, perché io insieme a Marino Di Giorgio, assessore di Torano Castello, dove John Patitucci affonda le sue origini, lo invitammo a Torano Castello per ricevere la cittadinanza onoraria nel 2011. Da quel momento in poi tra me e John, insomma, è nata un'amicizia veramente fraterna. Io sono stato ospite sua ora a New York. Come diventa questo Peperoncino Jazz Festival dopo che nasce a Diamante, diventa provinciale, diventa extraprovinciale, diventa regionale? E parliamo dei borghi, parliamo della proliferazione di tanti luoghi. Come diventa anche un festival internazionale? Diventa internazionale perché io sono innamorato della città di New York, sono stato più volte Strano. come te. E grazie proprio a questo legame con John e a altri contatti, a maggio 2019 faremo la nostra prima edizione del Peperoncino Jazz Festival New York Session. È un festival non solo di jazz, perché sarebbe, insomma, devo dire, non c'è bisogno di un ragazzo calabrese che venga a fare un festival jazz a New York, sarebbe riduttivo, ma è legato all'italianità. Artisticamente coinvolgeremo artisti newyorkesi ma di origini italiane, ce sono tantissimi, no? John Patitucci, Gio Lovano, Cicco Reassesso, insomma, Jerry Weldon, che il suo vero nome, diciamo, antico è Ben Fatto, Well Done. Cambiavano i nomi per una questione anche di pronuncia. Benny Benac, che si chiama Benacci, e tanti altri. Quindi questo è il primo, diciamo, senso artistico. Ma poi porteremo le nostre bellezze. Per questa prima edizione porteremo la Calabria. Quindi la promozione del nostro territorio, saranno con noi i parchi nazionali a promuovere il nostro territorio, alla Regione Calabria sicuramente, ma soprattutto i produttori. Tra l'altro tu sei stato uno dei primi a occuparti anche di enogastronomia legata alla... la verità, le degustazioni me le ricordo come se fossero... Sì, sempre. C'è la il Fondazione portacalice di vino Italiana prima dei che ci concerti. segue. Mica ce lo te lo dimentichi tu. Assolutamente, assolutamente, hai fatto bene a ricordarle. Quindi verranno produttori, diciamo, enogastronomici di eccellenza a promuovere il nostro territorio. Il punto è che Luca Chito è tassativo, perché abbiamo consumato il nostro blocco, la nostra trasmissione è finita. Voglio strappare a te a Sasà, nell'imminenza dell'inizio del festival, magari ci facciamo una session, nel senso che raccontiamo in un'ora quello che è il programma e entriamo e affondiamo le radici in quello che sarà il programma, che sarà, vi ricordo, da mettere a luglio a settembre in tutti i luoghi della Calabria, per poi avere nel maggio del 2019 questa appendice internazionale. Abbiamo parlato del Peperoncino Jazz Festival. Sergio Panebianco e Francesca Panebianco e Sergio Cimigliano, ma quando due sono così uniti, i fusi ci stanno pure. Sasà Calabrese, grazie. Grazie a voi, è stato un piacere. Soprattutto grazie alla vostra pazienza, speriamo di avervi incuriosito e di avervi raccontato con le nostre immagini, i nostri contributi video e le note di Sasà e le parole di Sergio, ovviamente, un po' di jazz dentro le vostre case. Buona vita a tutti quanti voi. Ciao.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.